Il tir si scontra con due auto, precipita per alcuni metri, vola sullo svincolo sottostante e atterra su una macchina. È un dramma che ha dell'incredibile quello che si consuma a Castelnuovo del Garda. La vittima è Davide Tiozzo, 31 anni, veneziano residente a Mestre, che vive a Pescantina, dirigente dell'autogrill di Desenzano sulla A4. Sono le 7:30 del mattino quando avviene la tragedia. Sulla regionale 11, vicino all'ingresso della tangenziale che conduce ad Affi, una Renault Twingo in direzione Peschiera sbanda proprio mentre il tir arriva nel senso opposto. Il camionista, che trasporta taniche contenenti additivo per i serbatoi dei mezzi pesanti e pannelli di gomma piuma, cerca di evitare lo scontro, ma ogni manovra è inutile, ormai è tardi. Travolge la Renault e una station wagon, poi sfonda il guardrail e dopo un volo di alcuni metri piomba sulla rampa di immissione sottostante, dove in quel momento passa un'altra vettura, il cui conducente è vivo per miracolo. Subito è chiaro che la situazione è molto critica. Sul posto si precipita la polizia stradale, si formano lunghe code e intervengono anche i vigili del fuoco di Bardolino con un autogru per recuperare il tir. Due i feriti gravi che vengono soccorsi dall'elicottero di Verona Emergenza e da 3 ambulanze, ma per il veneziano Davide Tiozzo non c'è più nulla da fare. L'ultimo dramma della strada si è ormai consumato.